una partita carica di adrenalina, il diktat sono i 3 punti, una buona sera dal Pala Don Bosco da parte di Davide Sgroi e Sportisili. Bisogna vincere per rimanere aggrappati al treno Palermo Calcio a 5 che in questo momento sta vincendo fuori casa con l'Atletico Monreale, e questo è il diktat di Athletic Club Palermo e 3M che si sfidano oggi al Pala Don Bosco, seconda in classifica la squadra ospite, terza il 3M, la squadra di casa che viene da una grandissima vittoria in rimonta fuori casa a Capaci contro l'Isola, e ci aspettiamo oggi una partita bellissima, carichissima, piena di garra fra queste due squadre che sicuramente non vorranno mollare e lasciare nemmeno un centimetro, nemmeno un pallone agli avversari. 3M che si schiera stavolta oggi con un completo diverso dal solito nero-verde, ma in maglia celeste, la rosa a disposizione per di chi si importa. Virruso, Affaticato, Calvaruso, Palazzotto, Cottone, il capitano e padrone di casa, poi la rosa, Runfolo, Puccia, Accetta, Ricotta e Lucchese. Rispondono gli ospiti con D'Alba, Pitarresi, Puzzolino, Capitan Restivo, poi De Macedo Gomez, Intravaglia, Yamamoto Gonzalves, Baucina, Vallecchia, Saviano, Orlando e Mazzola. Foto di rito per entrambe le squadre. Andiamo a rileggere velocemente la classifica col Palermo che in questo momento, vista la vittoria che sta maturando fuori casa contro l'Atletico Monreale, in questo momento è a 45 punti, Athletic Club e insegue a 40 e 3M a 36. Vincere significherebbe agganciare, andare a -1 dall'Athletic Club e mettere il filo sul collo sia agli avversari di oggi sia al Palermo Calcio a 5. Torna Virruso fra i pali del 3M, assente per Di Chizzi, la scorsa partita l'ha sostituito alla grande. Torna il numero 2, un numero solito per un portiere. Vediamo se sarà importante come al solito. Virruso fra i pali del 3M e si può cominciare questa 17ª giornata del girone di Sicilia Futsal C1. Vediamo i quintetti titolari con il 3M, si schiera appunto con Virruso in porta come detto in precedenza, poi la rosa, Runfolo, Capitan Cottone e Affaticato. Risponde invece l'Athletic Club con Yamamoto Gonzalves, De Macedo Gomez, in difesa invece Capitan Restivo e in porta Mazzola. Aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara che arriva adesso e si può cominciare. Inizia il match tra Athletic Club Palermo e 3M. Vediamo come inizieranno, come approcceranno questa partita le due squadre. Subito il 3M era pronto a ripartire, Cottone però perde palla, parte Restivo, tiro deviato, il pallone arriva a De Macedo Gomez, tocco all'indietro, botta subito fortissima da parte di Yamamoto Gonzalves. Partita 2000, la squadra ospite vuole cercare subito di mettere le cose in chiaro. All'andata è finita in parità e vediamo invece oggi come finirà questa 17ª giornata. Siamo certi che un pareggio accontenterebbe sicuramente soltanto il Palermo. Yamamoto Gonzalves voleva servire De Macedo Gomez, non si sono capiti due. Batte Cottone, pressare alto Puzzolino, lo aspetta. Cottone gioca all'indietro da Virruso, verticale Affaticato, prova a girarsi, pallone rubato, avanza e destro fortissimo di De Macedo Gomez, è la prima
Ottima risposta di Virruso al tentativo del giocatore in maglia 9. Poi Mazzola ha già fatto ripartire i suoi dalla porta. Restivo, Puzzolino, prova la gran giocata, rimpallo con la Rosa. Laterale per il 3M. C'era un po' di discordanza fra gli arbitri. Alla fine si è deciso per assegnare la laterale ai padroni di casa. Cottone e Runfolo. Punta Restivo, si appoggia da affaticato. Arriva Cottone che gestisce all'indietro. La Rosa, pressing forte di De Macedo Gomez. Adesso anche Tuzzolino su affaticato che la gestisce però bene con la suola e con le calcio di punizione. La Rosa, verticale e Runfolo. Aveva anticipato solo per un attimo Restivo. Si può ricominciare da Mazzola e adesso Yamamoto Gonzalez. Avanza il numero 13, però portata fuori. Voleva il movimento incontro di De Macedo Gomez. Sono capiti i due. Allora possesso 3, scivola la Rosa sul rimpallo contro De Macedo Gomez. Poi il pallone rimane lì, spazza via Yamamoto Gonzalez. C'è stato forse un incrocio di gambe tra De Macedo Gomez e la Rosa. Non c'è stato nulla da segnalare per la terna arbitrale. Poi ci ha provato, faticato alla distanza Puzzolino. Ha visto che sarebbe terminato il pallone e l'ha lasciato scorrere. Dal fondo batte proprio Mazzola. Lungo, faticato, chiude bene. Runfolo si gira sul destro a incrociare. Runfolo porta il vantaggio il 3M con un diagonale sensazionale. 1-0 per i padroni di casa. Pallone recuperato alla grande da affaticato. Poi Runfolo ha trovato lo spazio per girarsi e battere, a incrociare Mazzola, che non sarebbe mai potuto arrivare su un diagonale così calciato bene, così forte, e sblocca la partita. Allora il 3M con il destro della sua punta di sfondamento. Ancora lui a lottare. Si riparte però da Mazzola perché il Restivo stavolta Yamamoto Gonzalez. Gioca il brasiliano da Tuzzolino che punta Cottone. Ancora Tuzzolino sul fondo, molto tempo. Il giocatore di deviazione può giocare Virruso. Runfolo col petto. Yamamoto Gonzalez a gestire Restivo. Aspetta, fa salire i compagni, cerca di ragionare. Si è abbassato anche De Macedo Gomez che gioca con il suo capitano. Anticipo di Cottone, secco, gioca per la Rosa che sposta sull'uscita di Mazzola. Non ha più trovato il tempo per andare a calciare il numero 13. Era ottima questa occasione per il 3M con Cottone, che aveva rubato, aveva fatto ripartire una grande azione per i suoi. Ancora verticale da Runfolo, non gli vuole dare l'appoggio Restivo. Allora Runfolo ha pensato per un attimo alla conclusione come in occasione del gol dell'1-0, poi si appoggia ancora da affaticato e allora ricomincia il giro palla degli oggi celesti. Cottone affaticato, la Rosa punta Tuzzolino, blocco di Cottone intelligente, la Rosa sposta Yamamoto Gonzalez, grande Veronica, poi va sul fondo
ma se l'è portata fuori. Virruso guarda su, gioca sul Ruffolo, però stavolta non riesce a controllare a paese meso. Puzzolino, Yamamoto Gonçalves, Restivo, ancora il 13, De Macedo Gomez, Puzzolino, Restivo, giro palla dell'Athletic Club, non si capiscono il 9, il suo capitano, esce Virruso con un rischio dai pali, per poco De Macedo Gomez poi gliela ruba, salva il Trem in questa occasione. Runfolo in qualche modo prova a girarsi con la suola, Restivo alza il muro e riparte a testa bassa, poi ancora Runfolo, si lotta a centrocampo, rimessa laterale per gli ospiti. Adesso devono riordinare le idee. Yamamoto Gonçalves, De Macedo Gomez, Restivo, ancora Yamamoto Gonçalves, sembra lui il più attivo all'interno di questo match, sta cercando di girare palla il più velocemente possibile e sta svariando tutto il fronte del campo. Restivo, Puzzolino, punta Cottone, va sul fondo, mette dentro, almeno ci prova perché Cottone fa buona guardia e mette in calcio d'angolo. Schema chiamato a Puzzolino, la Rosa intercetta bene, se la cava in qualche modo, poi spazza più lontano che può, era pronto a intervenire il numero 9 dell'Athletic Club, che adesso gestisce palla. Restivo, verticale, Puzzolino, sposta, si allunga la maglia di Cottone, calcio di punizione per il Trem. Sembrava in realtà anche a Cottone che il direttore di gara avesse chiamato calcio di punizione, in realtà se l'ha soltanto assegnato rimessa laterale. Il Runfolo non trova lo spazio ancora una volta per girarsi e calciare, ci si appoggia da La Rosa, doppio passo, va sul sinistro, chiude il Restivo, esce Mazzola, palla al piede, rischia tanto perché La Rosa era già pronto a pressarlo, poi Puzzolino che al lancio e il destro da parte del numero 6, però termina alto. Entrato in campo al posto di De Macedo Gomez Orlando, ed è anche entrato in campo Ricotta nelle fila del Trem. La Rosa, Ricotta, punta Orlando, i due nuovi entrati di questo match. Ancora La Rosa, chiede il movimento a Cottone, sfida Puzzolino nell'1 contro 1 che lo guarda negli occhi, affaticato, di prima, veloce a sfidare Ricotta. Orlando però ha capito tutto e ha chiuso in laterale. Entra intanto in campo anche Saviano per l'Athletic Club. Affaticato, voleva andare forte dentro, svirgolata completamente la sua conclusione. Mazzola da Restivo, Saviano, primo pallone della sua partita, verticale da Orlando, toccato duro, il numero 25 da parte di Affaticato che l'ha fermato con le cattive della punizione Athletic Club. C'è già Yamamoto Gonçalves, il brasiliano di San Paolo, sul pallone. Lui è Restivo, vediamo chi andrà a calciare.
Restivo. Sinistro, tocca uno schema per Orlando, ha capito tutto la Rosa e fa ripartire il contropiede del Terme, mette il colpo davanti, la Rosa stava per passare in qualche modo, poi perso il colpo, Saviano mette anche lui il colpo sul portone, Restivo a recuperare, Yamamoto Gonzalez non riesce a tenere il possesso, poi continua a pressare su affaticato, cerca di uscire il Trembe, cottone verticale da Ricotta. Applausi comunque per la scuola di casa, in qualche modo se l'è cavata. In campo intanto anche Pitarresi per l'Athletic Club, sposta Saviano 1 contro 1 con Cottone, Pitarresi primo tocco della sua partita, Orlando a far la sponda da Saviano che accelera con la suola, gioca male da Yamamoto Gonzalez, la Rosa capisce tutto, intercetta e riparte, sposa su Pitarresi, la Rosa a incrociare, mette fuori ma il Trem può far male questi contropiedi in cui l'Athletic Club perde il possesso. Yamamoto Gonzalez, tocco Saviano, Pitarresi lo affronta Ricotta con un uscito laterale Athletic Club, Saviano, Yamamoto Gonzalez, ancora lui sovrapposizione di Saviano, preferito Pitarresi che gioca proprio da Saviano, tocco, sposta, si muove rapidamente il numero 22, poi il laterale, vediamo affidato a chi? All'Athletic Club. Entra in campo anche Vallecchia, proprio Vallecchia a gestire il primo pallone della sua partita, punta la Rosa, poi si appoggia da Saviano, Orlando voleva far scorrere, affaticato, chiude in rimessa laterale. Gioca Saviano, Pitarresi, chiama la squadra su Virruso, avanza, Mazzola palla al piede, chiede calma Vallecchia, gioca da Saviano, si muove proprio Vallecchia, adesso Pitarresi, ancora da Saviano e lui adesso l'ultimo uomo, Vallecchia, Orlando, si gira bene, gioca verticale, Pitarresi per la sponda, Saviano! Riesce a prendere il bersaglio grosso il giocatore in maglia nero-rosa per pareggiare il match. Tanti minuti di possesso da parte degli ospiti, adesso il Trem deve gestire il pallone e il possesso, la Rosa si va a chiudere quasi in 2 contro 1, col corpo rischia tanto. Il mister degli ospiti ha chiesto pressing altissimo, così è stato, ha riconquistato il pallone del club. Pitarresi, Saviano di prima, voleva servire Orlando, il pallone termina tra i piedi di affaticato, adesso Ricotta ha trovato il tunnel su Saviano, non ci è riuscito, ma il difensore dell'Athletic Club ha chiuso in rimessa laterale. Affaticato gestisce la Rosa, punta Pitarresi, verticale Calvaruso, primo pallone della sua partita, scontro con Pitarresi dal fondo, Vallecchia, Orlando, Pitarresi, Saviano, ancora Pitarresi, Vallecchia, gioca da Orlando, punta Calvaruso che lo sfida, saltato solo per un attimo, pallone rimane lì, lo chiude Calvaruso in rimessa laterale. Saviano da Vallecchia, lascia libero, affaticato Pitarresi, esce Calvaruso in pressing, Vallecchia controllo non perfetto, poi la gestisce bene, Pitarresi doveva servire Orlando, pallone però molto forte, non è riuscito a controllarlo il numero 25, dall'altra parte Ricotta voleva saltare Saviano, non ci riesce, che brecca e riparte, ancora Saviano, giocatona di Saviano, destro-sinistro, il cartellino giallo per la Rosa che l'ha steso. Ma cosa si era inventato nello stretto Vincenzo Saviano? Com'era passato? Si era smaterializzato. E time out chiamato dal Trem.
giocatona di Saviano che accende la partita dell'Athletic Club. Adesso andrà a battere subito dopo il time out una punizione veramente importante e pericolosa dalla posizione che vedete ai vostri schermi. Sta sistemando qualcosa probabilmente il 3M dal punto di vista difensivo per contrastare al meglio questa punizione. Indicazioni di mister Giacalone, che ha debuttato in maniera scoppiettante il suo primo match sulla panchina del 3M e adesso vuole continuare la striscia positiva e fino a questo momento va bene al 3M che conduce per 1-0, ma adesso c'è da difendere una punizione importante e pericolosa. Batterà Vallecchia. Praticamente tutti quelli del 3M dentro la porta di Virruso che fa un passo in avanti. Adesso Vallecchia, uno schema! È andato a tre. De Macedo Gomez ha trovato però il muro nella difesa del 3M. Proprio De Macedo Gomez a battere. Pitarresi all'indietro. Vallecchia, stop punta Calvaruso, va sulle destre, prova le giocate. C'è lo spazio però lì per far male. E allora ancora De Macedo Gomez con la suola porta avanti. Su affaticato che lo guarda, sposta Virruso in due tempi, ma si era acceso De Macedo Gomez e ha calciato benissimo adesso la risposta di Virruso. Qua Pitarresi recupera, Vallecchia gioca, De Macedo Gomez affaticato, poi ricotta, fallo su Vallecchia, forse si è anche un po' lasciato andare con tanta esperienza, però si guadagna il calcio di punizione. De Macedo Gomez sul pallone, carica la rincorsa, fortissimo! Un po' nulla Virruso, 1-1, la pareggiata, la Athletic Club Palermo esulta alla Diogo Jota. De Macedo Gomez come se avesse un joystick in mano, spacca la porta del 3M e pareggia l'Athletic Club. De Macedo Gomez 1-1, piegata le mani di Virruso, è tutto da rifare. Allora adesso per Don Bosco pieno, strapieno anzi, di tifosi della squadra ospite, l'avete sentita, l'esplosione di gioia dopo il gol del numero 9. Affaticato, alza il lob per servire Ricotta, capito tutto Vallecchia, è stato proprio lui a guadagnarsi il calcio di punizione per i gol di De Macedo Gomez. Il proprio Vallecchia allunga la maglia di Ricotta, la porta è vuota, ci prova Virruso dopo l'uscita sconsiderata di Mazzola, ha rischiato tantissimo Vallecchia con Ricotta che si stava involando verso la porta di Mazzola. Ricotta forse si è lasciato andare dopo qualche secondo di troppo, perché effettivamente la sua maglia si è allungata. Vallecchia qui ancora una volta furbissimo, proprio come nell'occasione della punizione di De Macedo Gomez che ha portato l'Athletic Club Palermo sul pareggio. Con Hermoso in questa occasione
La Rosa è già ammonito, deve rischiare. Lo sappiamo l'importanza di questo match ed è ovvio che adesso si scaldino anche un po' gli animi. Intanto va sul fondo Ricotta e guadagna calcio d'angolo, chiama lo schema Calvaruso, all'indietro La Rosa, ancora Calvaruso, sposta destro, sfiora la travessa, il destro del 7 la porta di Mazzola, che adesso va a lungo da Saviano, grande stop, Saviano appoggio, De Macedo Gomez, sfiora la doppietta e sfiora il vantaggio Athletic Club Palermo. Ma che stop aveva fatto ancora Saviano, che qui recupera, gioca ancora dal 9, era forse un fallo, ma è stato vantaggio per l'azione offensiva dell'Athletic Palermo. Si rialza adesso un po' zoppicante Saviano, che colpo effettivamente l'ha preso, ma aveva recuperato un'altra grande palla. Fino a questo momento probabilmente il migliore in campo. Qui sbaglia Vito Arresi, calcio affaticato e deviazione con la palla che termina in rimessa laterale. Timeout chiamato dall'Athletic Club e giallo per Calvaruso, probabilmente per partita accesissima, bellissima, ma non ci aspettavamo niente di diverso fra queste due squadre che si giocano tantissimo in questa partita, in questo match ad alta quota. 1-1, tutto in parità fino a questo momento. Rimane questo il parziale, con De Macedo Gomez che dopo aver pareggiato la partita ha rischiato anche di andarla a mettere sul vantaggio di 1, di andarla a ribaltare per i suoi. Sono d'accordo però il 3M con le idee del numero 9 che ha preso la partita con un bolide su punizione. Abbiamo ricominciato il Cottone che prova la palla per La Rosa con la chiusura di Baucina. Cottone, La Rosa, faticato ancora La Rosa, Cottone con sinistra avanti da Ricotta, non c'è l'appoggio di Restivo, calcio affaticato, alto. Vallecchia, Restivo, De Macedo Gomez. Ora De Macedo Gomez, Vallecchia, gioca il numero 9, stavolta arretrato. De Macedo Gomez si avanza un po' e sfida Cottone. Ora lui a gestire con la suola, momento in cui le due squadre si studiano, non affonda l'Athletic Club Palermo. Adesso ci prova De Macedo Gomez all'improvviso col sinistro dentro, non si inserisce però Baucina. Doppio cambio per il 3M, rientra in campo Ruffolo, l'autore dell'1-0, entra in campo, lo vedete adesso qui, il pallone Palazzotto, gran prima giocata del numero 8 che poi perde il contrasto spalla a spalla con De Macedo Gomez, si sposta Vallecchia e passa soltanto per un attimo perché scivola poi il giocatore in maglia 20. Ruffolo, La Rosa, accelera La Rosa, punta Restivo, poi il Ruffolo si ferma che pensava che il numero 13 andasse a giocare da Cottone. L'idea di La Rosa però era differente. Mazzola lungo, Orlando non riesce
a gestire una palla così complicata. Allora Ottone gioca da Virruso, lungo troppo per Runfolo, ma quando l'Athletic Club si alza così bene uomo contro uomo con il pressing è molto difficile per il Trem gestire bene il possesso del pallone. Baucina Vallecchia, gira Restivo, Baucina, ancora il numero 14 centralmente Orlando, rimpallo con Palazzotto, Runfolo mette il colpo, Orlando se la va a riprendere con cattiveria regolare, ancora Vallecchia, punta la rosa, Vallecchia sposa sul sinistro, trova lo spazio, tocca lì per Baucina, doppia deviazione fra Cottone e Virruso. Il pallone non è entrato per fortuna del Trem. Si salva la squadra di casa questa bella conclusione di Baucina. Qui verticale Virruso sbaglia tutto. Rientrano in campo Puzzolino e Yamamoto Gonçalves per l'Athletic del Palermo. Puzzolino proprio verticale da Orlando, Palazzotto a buona guardia lì dietro, Cottone fa passare il pallone, la Rosa forse esagera cercando il tunnel, Restivo chiude bene, Orlando vuole girare, sta ripartendo il Trem, ma c'è stato fallo di Palazzotto su Orlando e attenzione perché il quinto fallo questo per il Trem. Il prossimo sarà tiro libero per l'Athletic Club, deve più rischiare la squadra di Giacalone. Solo 2 invece i falli commessi dagli ospiti e attenzione perché già da questa posizione ha fatto male una volta De Macedo Gomez, ha preso nuovamente una rincorsa lunghissima il numero 9, è entrato solo per battere questa punizione. Prima non ha potuto nulla Virruso, ancora De Macedo Gomez, carica il 9 forte, stavolta completamente in cielo la sua conclusione. Cottone, pallone complicatissimo, servitogli da Virruso, il laterale Trem. Sentite il mister dell'Athletic Club, ogni possesso del Trem urla costantemente ai suoi di salire. Qui Virruso, altra palla complicata per la Rosa che però se la cava in qualche modo. Laterale nero-rosa, Yamamoto Gonçalves, punta a Runfolo, ancora il 13, sposta, prova la giocata, mette dentro. C'è Virruso che fa buona guardia, poi con le mani dalla Rosa, spazio per offendere per il numero 13 che era passato in qualche modo, esce Mazzola bene scivolata. Poi Puzzolino Restivo per Orlando che sposa, si appoggia ancora da Restivo, vuole il pallone Yamamoto Gonçalves, servito adesso Orlando, Yamamoto Gonçalves, Restivo porta avanti, cercava la conclusione, adesso ancora Yamamoto Gonçalves, gioca il 13 Orlando, trova lo spazio per calciare, Palazzotto si inventa una giocatona, tunnellizza Orlando. Scene di fair play fra i due, lo sa anche Orlando, questo è Palazzotto, è una giocatona. E calcio di punizione per il Trem che non deve rischiare un altro fallo. Ricordiamo il prossimo tiro libero per l'Athletic Club. Ottone si è mosso bene Runfolo nel cerchio del centrocampo per ricevere e gestire. Palazzotto poi però non controlla. Yamamoto Gonçalves,
Restivo, Puzzolino, ancora il numero 6 va per spostare sul sinistro, non c'è più spazio per chiudere, il pallone rimane ad Orlando. La Rosa prova a breccare e ripartire, c'era Ruffolo tutto solo da poter servire, non l'ha visto la Rosa. Ottone, punta ancora Duzzolino, Orlando recupera, ancora Duzzolino, sposa, doppio passo sul sinistro, c'era Yamamoto, Gonzalez al centro, non è riuscito a servirlo Duzzolino. Lungo Pirruso, da Ruffolo, la sponda è ottima, errore, questo di Palazzotto. Non si capisce, con la Rosa aveva fatto il velo, ma regala angolo all'Athletic Club. Destro fortissimo di Duzzolino, nello schema probabilmente non si è inserito Orlando il secondo palo. Lungo Virruso, Ruffolo, il pallone rimane lì, rischio enorme di Restivo da ultimo. Che rischio per l'Athletic Club e per il suo capitano, punizione praticamente dal dischetto del tiro libero. Poco più avanti c'è già la Rosa sul pallone, cala il silenzio al Pala Don Bosco. La Rosa guarda la porta, c'è Palazzotto alla sua sinistra a servire. La Rosa calcia sulla linea, aveva salvato Restivo, ma è stato chiamato probabilmente prima di calciare un fallo da parte di Cottone, ma in realtà, se non vado errato, se ho capito la spiegazione del direttore di gara, la punizione era a 2 e la Rosa ha calciato diretto. Va Tuzzolino dall'altro lato, non c'è Yamamoto, Gonzalez a chiudere sul secondo palo. 15 secondi alla fine, scorre il tempo, non devono rischiare un altro fallo quelli del Trem perché sta finendo la prima frazione di gioco. Yamamoto Gonzalez, Palazzotto in scivolata, gran giocata, poi rischia, che rischio per Palazzotto, e finisce qui il primo tempo. Finisce in parità 1-1 tra Athletic Club Palermo e 3M. Ci vediamo fra pochissimo con la seconda frazione di gioco. Speriamo che sia bella come la prima. Sicuramente è stata una partita di livello, è chiaro che l'andamento della partita, per chi l'ha vista, abbiamo creato tante palle gol, forse in assoluto la migliore per intensità e per azione, per sviluppo, per le occasioni create. Secondo me è la migliore partita che abbiamo disputato in casa. È normale che poi vincerla negli ultimi minuti c'è stata tanta sofferenza, però quello che era importante, come hai detto tu, era vincere. Sarebbe stato magari un discorso diverso se avessimo realizzato la seconda rete, perché ne abbiamo create veramente tante. Poi all'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli, perché fino alla fine non hanno perso la testa,
hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine. Questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato e dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita. Sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo, che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la sesta vittoria consecutiva rispetto al girone d'andata e siamo a +3 perché lì avevamo perso. Cioè, sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. È normale che, come hai detto tu, non era facile, perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono entrato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, gli ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta agli ultimi minuti della partita. Quella è l'unica vera azione manovrata e gol del Misilmeri. Sapevamo che questa è una squadra che vive molto sulle ripartenze, e in quel momento della partita forse avevamo perso un po' di equilibrio e loro lì chiaramente sono ripartite. È normale che lì forse è svoltata la partita, perché lì siamo stati fortunati dopo quell'azione di Lavardera. La squadra ha capito che si doveva riequilibrare, abbiamo fatto anche i cambi per questo e con l'equilibrio, con la voglia, con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a vincerla. Non ce n'è partita da sottovalutare, per me sono tutte finali, perché l'obiettivo è quello di provare a vincere tutte. È normale che è diventato un campionato emozionante, un campionato dove battistrada fanno punti, almeno per quello che mi hanno detto, non sono risultati dagli altri campi. Per noi sono tutte finali, da domani inizieremo a preparare sicuramente un altro bel banco di prova, perché sappiamo che Castellammare in casa è una squadra che fa tanti punti. Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano una nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e come hai detto tu, lì è un po' una partita senza esclusione di colpi. Puoi vincerla tu, la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati nell'ultimo giro di lancette, perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto, non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo, perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana, e oggi era un po' un premio a tutto quello che stavano facendo nell'arco di queste 15 più 3, 18 giornate. Però non è andata bene, però mi tengo una grande prestazione e penso che chi sia venuto al Vincenzo Presti non abbia visto una partita di eccellenza, ma credo anche di qualcosa di più. Non siamo venuti qui per fare barricata, non siamo venuti qui per fare un po' la vittima del Gela. Chi mi conosce sa che le partite me le vado a giocare. Eravamo 14-15 persone che tante volte perché abbiamo degli infortunati, qualche squalificato, non abbiamo magari la possibilità di fare determinati cambi su determinati posti, e c'è anche questo, però noi siamo stati sfortunati non per i cambi, ma perché in quel momento lì è uscito un mio difensore che era Basile, e in 10 contro 11 magari quell'uomo in più che si è riversato, che era Giuliano, per cui un difensore in più, è stato bravo a fare il tap-in e a mettere palla del 2-1 a tempo scaduto.
Sono tornate in campo le due formazioni, ricordiamo il parziale del primo tempo 1-1 tra Athletic Club Palermo. Vediamo questo secondo tempo cosa ci dirà, chi avrà più fame, più voglia di andarsi lì a prendere. Tutto pronto, guarda il cronometro il direttore di gara e si può cominciare adesso. Si riparte col secondo tempo fra 3M e Athletic Club Palermo con la formazione di casa che gestisce e Vadavi Russo. Lungo a cercare il ruffolo, più Carresi, fa buona guardia, Bottone all'indietro da Faticato che non gestisce bene, e allora Vallecchia voleva far correre Saviano, proprio quest'ultimo a riconquistare e a giocare ancora Saviano, si appoggia De Macedo Gomez, alto il destro del giocatore che l'ha pareggiata. C'è stata però una deviazione, allora si andrà dalla bandierina. Subito prima occasione per l'Athletic Club proprio con il suo numero 9. Gioca Saviano proprio verso De Macedo Gomez, ha capito tutto la rosa, che però perde un po' l'attimo per andare in contropiede, si ferma e ricomincia da Affaticato. Cottone a gestire, alto il pressing di De Macedo Gomez che recupera, Saviano voleva andare di nuovo da lui, c'è stata la chiusura però di Cottone. Vallecchia scambiato con De Macedo Gomez. Saviano ancora il numero 20, adesso De Macedo Gomez fa correre proprio Vallecchia, si ferma la rosa solo per un attimo, ha faticato, mette il corpo davanti, non c'è fallo, ha faticato, usa con furbizia il fisico ai danni di Vallecchia. Cottone gioca a larga, da Affaticato sulla sua fascia, si ferma e riparte dalla rosa, un runfolo con la suola, punta proprio Vallecchia. La rosa chiede la squadra di salire in mischia dell'Athletic Club. Cottone imbeccata, buona per Affaticato che calcia fuori, voleva la deviazione il numero 9, non c'è nulla. Vallecchia De Macedo Gomez, Saviano ancora Vallecchia, gestisce lui, si appoggia Saviano, gira l'Athletic Club e cerca di trovare lo spazio per offendere. Ancora al piccolo trotto De Macedo Gomez che sinistro all'improvviso mette dentro. Guadagnata da Pitarresi. Vallecchia, De Macedo Gomez, ancora il numero 9 a gestire il controllo del pallone. Saviano fermato da Cottone che punta, sposta, ancora Cottone mette dentro, Saviano in qualche modo va fuori. La rosa sposta, si allarga da Affaticato, risposta 2 volte, poi Affaticato ancora, calciare sul palo. La rosa sposta, salta De Macedo Gomez, ancora la rosa e ogni calcio.
volo su Pitarresi, riparte Vallecchia, De Macedo Gomez solo per un attimo, Cottone, poi fallo sul numero 9. Saviano, Vallecchia, punta, si appoggia da Pitarresi, ancora Vallecchia, adesso Saviano, verticale Vallecchia, provando la giocata fermato alla difesa del Tren che potrebbe fare il possesso Rumpolo. Perde il possesso, laterale per gli ospiti. Provato Vallecchia a saltare, Cottone a riconquistare e a ripartire ancora il numero 10. Forse c'è stato un tocco duro da parte di Pitarresi, non visto né sanzionato dalla terna arbitrale da parte di Macedo Gomez. Si sposta col sinistro. Virruso con le mani, Cottone, punta Vallecchia, la Rosa passa, fuori. Perde il possesso, la Rosa riconquista, sposta Saviano, alza il muro, vuole ripartire, non ce la fa grazie all'intervento di Ricotta, ha faticato, ne punta 2 e si porta il pallone fuori. Se falla ai suoi danni. Pitarresi Vallecchia, sfida la Rosa nell'1 contro 1. Ancora Pitarresi adesso, Saviano gli detta il passaggio, Pitarresi verticale, Orlando mette il corpo, cerca di girarsi, non riesce a servire Pitarresi, poi Cottone rischia tantissimo, non si appoggia alla Rosa, Pitarresi, duello fisico contro affaticato, Saviano, adesso Orlando che prova a infilare contro Cottone, arriva in qualche modo Ricotta, rincallo contro Saviano e allora si riprende Mazzola. Saviano, Restivo, Yamamoto Gonzalez accelera, gran parata di Virruso, ma Ricotta ha trattenuto Saviano e l'ha messo giù, era partito bene il numero 22 nel duello fra numeri 22. Punizione Athletic Club, stavolta rimane in panchina De Macedo Gomez. Discutono in 3 Yamamoto Gonzalez, Orlando, Restivo che adesso però si allontana. Invece carica Orlando che l'appoggia proprio al 13 che va a incrociare, poi Restivo si appoggia a Orlando che va col destro, muro della difesa del Tren. Un'ottima occasione questa per l'Athletic Club, però non è riuscita a sfruttare bene, che Virruso
un ottimo intervento con il gambone. Qui Orlando prova a infilarsi su Ricotta che poi perde il possesso. Saviano a recuperare, Orlando a mettere il corpo, Cottone a mandare fuori, Ricotta guadagna calcio di punizione. Si gioca a ritmi altissimi, non ci si ferma un attimo. Ricotta che ha guadagnato un buon calcio di punizione, gioca affaticato, va sul fondo, sposta, ritorna a Baucina che poi si va a appoggiare a Mazzola e allora Yamamoto Gonzalez, tanto spazio per Baucina servito da Restivo, ancora il numero 14 dall'altro lato Yamamoto Gonzalez provando ad alzare i giri del motore, quelli dell'Athletic Club Orlando che si era girato alla grande col mancino. C'è stata la risposta di Virruso che ha fatto letteralmente un miracolo toccando con le dita il mancino di Orlando che aveva trovato benissimo lo spazio spostandola con la sola destra e andando a calciare verso sinistra. Baucina, secondo palo, si muove Yamamoto Gonzalez per andarla a riconquistare, sposta con la suola, Ricotta solo per un attimo Orlando, riparte da Mazzola, Baucina, Yamamoto Gonzalez, Orlando, sto pericoloso pochi secondi fa, Baucina aspetta la sovrapposizione di Yamamoto Gonzalez, si ferma, ricomincia da Restivo, poi ancora Baucina, si pestano un po' i piedi, forse con Yamamoto Gonzalez, non c'è fallo secondo l'arbitro, non mette il corpo con Yamamoto Gonzalez, gliela ruba Ricotta, Mazzola risposta, Cottone, calcia col destro e Restivo a porta vuota, salva tutto, risponde il pubblico dei nero-rosa come se fosse un gol al muro di Restivo, il capitano dell'Athletic Club Palermo. In questa occasione è stato monumentale. Cottone però forse doveva far meglio. Proprio lui qua a imbeccare, affaticato. Mazzola prima del numero 9. Yamamoto Gonzalez, spazio per Restivo, questo l'attimo per servirlo. Ci va ora Orlando, prova a girarsi, punta Cottone, destro! Becca lo specchio della porta ancora una volta il numero 25 e però sicuramente è stato il più pericoloso in questo tempo. La Rosa, Ricotta, triangolo troppo veloce, troppa fretta e Ricotta chiude questo triangolo, salto però Cottone su Baucina, lotta di fisico tra i due, si appoggia ad Orlando, Restivo, gioca la Baucina, non c'è fallo da parte di Cottone, invece ha tirato fallo per Baucina, battuto subito da Cottone. Restivo però era stato super attento e aveva anticipato, affaticato, forse meglio per il Trem battere questa punizione perché Restivo era stato super attento e aveva levato ogni dubbio. Batte affaticato, invece no, è entrato a certa gioca. La Rosa sul fondo, mette sul sinistro, poi sul destro ancora la Rosa, va quasi a investire Mazzola e intanto dall'altra parte provata a ripartire Yamamoto Gonzalez, chiusura proprio da parte di Accetta che ha entrato. Yamamoto Gonzalez col sinistro al volo ha provato l'uomo della pareggiata De Macedo Gomez, appena rientrato in campo, svirgolato però completamente il pallone col suo mancino. Lungo Virruso, non arriva a Calvaruso il pallone, riparte Yamamoto Gonzalez, guarda la porta!
fusione tra Yamamoto Gonzalez e De Macedo Gomez. Sono loro che fanno la fusione, sono loro che ribaltano il match per l'Athletic Club Palermo dopo essere andati 1-0 sotto col gol di Ruffolo. Fanno loro, condiscono loro il 2-1 per l'Athletic Club Palermo. Tutto a rifare per il 3M che dopo essere passato in vantaggio con Ruffolo ha abbassato forse un po' troppo i giri del motore, è uscita tutta la qualità dell'Athletic Club Palermo che sta facendo una grandissima partita. Qui Yamamoto Gonzalez chiude un passaggio di La Rosa, risulta come se fosse un gol quando mancano 9 minuti e 40 al termine di questo match. Accetta Calvaruso, punta Restivo, non si muove un millimetro, lo guarda, lo sfida. Ancora Calvaruso, verticale affaticato De Macedo Gomez, fa anche il difensore, è partito Paucina, invece è servito Restivo. Calvaruso, chiusura fondamentale. Restivo stava servendo Paucina a porta vuota. All'indietro il pallone per Yamamoto Gonzalez, poi appoggio di Paucina per Restivo che calcia deviazione, calcio d'angolo. Yamamoto Gonzalez si avvicina a Paucina, spazio per Restivo, è uno schema De Macedo Gomez, non va di prima da Paucina, si va forse un po' a chiudere e deve ricominciare da Restivo. Yamamoto Gonzalez sposta sul mancino, ancora Restivo adesso, nessun riferimento offensivo per l'Athletic Club Palermo. De Macedo Gomez deve ripartire da Yamamoto Gonzalez, giallo per il numero 9 che viene allontanato dal direttore di gara. Ma il calcetto l'ha preso De Macedo Gomez. Si spiegano i due numeri 9 anche a distanza dopo che ha faticato e è uscito dal campo. Gioca il Restivo, non calcerà, il mister gli ha già detto di giocarla. Ecco qua da Yamamoto Gonzalez che punta, accetta, poi va da De Macedo Gomez, non sono capiti stavolta i due. Calvaruso si è mosso bene, ha trovato lo spazio, ancora Calvaruso si appoggia da Palazzotto, in qualche modo aveva quasi recuperato a Paucina questa palla. Adesso Calvaruso, Paucina stavolta sì e recupera e fa ricominciare l'azione dei suoi. Yamamoto Gonzalez, proprio Paucina vuole il pallone, Yamamoto Gonzalez va a lungo da De Macedo Gomez e col sinistro al volo spacca il palo della porta di Virruso. Ma come si trovano il 13 e il 9? Football bailado i brasiliani. Che giocata del 13 e che bel sinistro al volo di De Macedo Gomez che ha sfiorato la doppietta. Gioca Palazzotto, accetta, adesso il 3M deve cercare di rispondere in qualche modo perché non si vede dalle parti di Mazzola da troppo tempo. L'Athletic Club Palermo sta finora mettendo le
prende nell'area avversaria. Adesso qui Baucini è scivolata sul palazzotto e si arrabbia tanto per l'entrata del numero 14 che prende giustamente il giallo. Arrabbiato per l'intervento palazzotto, ma non è un momento questo in cui il Crem deve perdere la testa. Ha preso il giallo ed è uscito Baucini. La Rosa gioca corto, Accetta si è messo bene alle spalle della difesa, è passato, Accetta trattenuto da Tuzzolino. Che rischio per il numero 6, cartellino giallo e punizione però per la Rosa, che da lì fa malissimo. Sistema il pallone la Rosa. 3 falli l'1 e manca ancora letteralmente una vita. 7 minuti e 30 alla fine. Attenzione ad un possibile tiro libero e da una parte e dall'altra. Si è salvato il Trem nel primo tempo perché era a 5 falli. Vediamo in questo secondo tempo sarà un tiro libero in una delle due metà campo. Carica la Rosa alto il destro del numero 13. Che coordinato male e sparato in cielo. Batte Mazzola lungo a cercare De Macedo Gomez, contrastato però da Palazzotto, bene che non lo fa girare, non gli fa controllare il pallone con tranquillità. E possesso Trem che può ripartire. La Rosa, grande crocchetta su Tuzzolino, è passato, Accetta dentro, Calvaruso, il pallone rimane lì, non c'è nulla, ferma il gioco l'arbitro però per Calvaruso che è rimasto a terra, ha preso un colpo, ma che rischio per l'Atletic Palermo, perché c'era Calvaruso praticamente sulla linea di porta. Il restivo fatto subito, Palazzotto controlla non bene e poi tocca col braccio, sfortunato in questa occasione. Il giocatore in maglia 8. Da correggere il punto di battuta. È molto più avanti e quindi De Macedo Gomez vuole andare nuovamente a spaccare la porta. Pulisce le sue scarpe e prende di nuovo una rincorsa lunghissima, carica forte, sfiorato l'incrocio dei pali. Quanto tira forte il numero 9. Rosa dove andare a Calvaruso, chiusura di De Macedo Gomez che stava per ripartire, è chiuso Palazzotto, accetta da Calvaruso, si appoggia a Palazzotto, controllo della suola destra, perfetto. Con le mani Mazzotta, rischio di Virruso che esce e Vallecchia, cestina, raddoppia e recupera il pallone, poi De Macedo Gomez guadagna rimessa laterale. Proprio lui a giocare. Restivo, alza bene con
jump su Ballecchia che si gira su Palazzotto, se però portando la palla fuori è possesso Trent. La Rosa imbeccata dal Baruso, sposta, se l'è mangiato numero 7. Qui poi ancora la Rosa che ha riconquistato, calcia al Baruso, rischia tanto, è ripartito Saviano, fallo di la Rosa, doppio giallo per il numero 13 e rosso per il 3M. C'è stata un po' di confusione tra i due direttori del 3M a protestare con il direttore di gara perché uno ha dato calcio di punizione, l'altro non aveva fischiato nulla e anzi tutto il contrario, era stato dato addirittura fallo probabilmente di mano a Saviano che aveva toccato la palla. Stanno ancora parlottando e decidendo gli arbitri, ma adesso la decisione sembra ufficiale. La Rosa espulso, lo vedete, abbandona il campo sconsolato il numero 13. Quinto fallo per il Trent che si trova nella stessa situazione del primo tempo. Giallo intanto anche per Runfolo per proteste, ma si è accesa all'improvviso la partita. Quinto fallo per il Trent che adesso è costretta anche a giocare un 1. Vediamo però se l'Athletic Club riuscirà a sfruttare questo uomo in meno per andare sul doppio vantaggio. Yamamoto Gonçalves sul pallone, Vallecchia e De Macedo gioca al minuto d'arrestivo, deve difendere come può con le unghie e con i denti Trem per poi cercare, quando rientra nel quinto uomo, di andarla a pareggiare in qualche modo. Yamamoto Gonçalves, ancora lui, giro palla con restivo, De Macedo Gomez. Yamamoto Gonçalves, finta ancora dal suo capitano, non accella l'Athletic Club, gestisce con calma, con tranquillità. Vallecchia, sembra quasi un allenamento quello dei nerorosa. Yamamoto Gonçalves, un giro palla infinito, la gestiscono per cercare di aspettare, trovare il buco. Alzato però il pressing il Trem con Palazzotto e ha sbagliato tutto. Yamamoto Gonçalves e Vallecchia, possesso però nuovamente regalato agli ospiti e ritornano in linea di rigore i padroni di casa. De Macedo Gomez cerca di vedere se trova lo spazio per andare alla conclusione, non va dal restivo, va sempre da Yamamoto Gonçalves. Vallecchia, ancora il numero 13, Di Macedo Gomez ha pensato alla conclusione più e più volte e l'ha effettuata, doppietta per il numero 9 e 3-1 Athletic Club. De Macedo Gomez è tutta sua questa partita, l'ha pareggiata e porta sul doppio vantaggio la sua squadra adesso in mezzo. Il gol di Yamamoto Gonçalves e 3-1 Athletic Club Palermo. Adesso partita completamente in salita per il Trem a 4 metri dalla fine. Il quinto fallo
doppio svantaggio. Calvaroso affaticato, colpisce pieno Orlando, rischio di affaticato, Gianmarito è passato in qualche modo, stava per perdere, ancora affaticato però gestisce bene, allarga la Ruffolo che deve andare con la punta, vogliamo moto con salvo, si cerca di ripartire, si è fermato però Vallecchia, ha recuperato Orlando, non mette il corpo davanti, non c'è fallo, accetta, recupera, accetta, toccato d'arrestivo e adesso siamo a 5 falli ciascuno. Adesso ogni tocco, ogni fallo è un tiro libero. Adesso è il momento più decisivo, più complicato per entrambe le squadre. C'è il Ruffolo sul pallone. Conta i passi e carica il suo destro, l'attaccante del Trem. Va Ruffolo. Forte! In pieno viso Mazzola! Il pallone non è uscito! Ha preso una traiettoria stranissima! E Calvaruso è stato lì, attentissimo, il più veloce per riaprirla all'improvviso. In qualche modo il Trem, una traiettoria senza senso, quella che ha preso il pallone dopo la conclusione di Ruffolo, che ha fatto malissimo il volto a Mazzola, che come vedete è ancora a terra. Una botta bruttissima, pesantissima, fortissima di Ruffolo, che ha preso in pieno volto Mazzola. La palla è salita in cielo, non l'ha vista più nessuno, tranne Calvaruso, eccetto Calvaruso, che è stato il più lesto, il più attivo, il più pronto per andare a mettere dentro questo pallone. 3-2, tutto in gioco e niente è chiuso. Allora qui accettare rischia il contrasto con Saviano e attenzione perché saranno 3 minuti e 30 di fuoco. Nessuno deve dare la gamba a ogni fallo per essere decisivo. Orlando ha provato con intelligenza ad andarselo a prendere il tiro libero, non c'è nulla però secondo la terna arbitrale. Qui forse voleva un angolo, invece il Trem ha già giocato l'Athletic Club. Saviano punta a Ruffolo, sposta dentro Orlando, Saviano l'avevano costruita benissimo e poi fallo di Orlando su Calvaruso. Risulta forse più ora che quando ha siglato il 3-2 a Ruffolo dal tiro libero. Va Ruffolo dal dischetto del tiro libero per pareggiarla. Mazzola a infastidirlo un po', qualche giochetto mentale del portiere dell'Athletic Club. Si prova in tutti i modi ovviamente Mazzola a dar fastidio all'attaccante che vuole andarlo a battere e pareggiare questo match. Bellissimo, fantastico per l'Athletic Club e Trem. Ruffolo sul pallone. Indica il lato destro Mazzola, continua il suo giochetto mentale, si sfidano i due. Ruffolo per la doppietta. Ruffolo! Alto, altissimo, il destro del 19 che doveva quantomeno prendere la porta. Athletic Club che però non deve rischiare perché dal 3-1 si è ritrovata 3-2 all'improvviso e da 4-5 falli a favore a 3
su a 3 effettuati, si è ritrovata a mandare il 3M dal dischetto del tiro libero. Qua ancora Ruffolo che sposta, sfida Gianluca Gonzalez, mediazione laterale, affaticato. Mazzola chiama sulla squadra, accetta, non si capisce che è affaticato, riparte Picandesi, accetta sinistro, voleva il fallo di mano. La panchina dell'Athletic Club Palermo e time out chiamato dal 3M. C'è sempre più tensione, sempre più tensione tra le squadre, soprattutto ogni decisione del corner arbitrale è sempre contestata. La panchina dell'Athletic Club insorta pochi minuti fa, che voleva calcio di punizione, avrebbe mandato la squadra nero-rosa al dischetto del tiro libero. Si riparte